Buonasera e nuovamente ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori in ascolto. Ci ritroviamo anche in questo pomeriggio consueto con le dirette di Se a Casa, il salottino dei veronesi. Oggi è martedì 27 novembre, siamo quasi pronti per partire con il nostro progetto dedicato alle scuole. Sarà domani il primo collegamento con tutti gli istituti scolastici di Verona e provincia. Se a Casa si fa vettore dell'orientamento scolastico, quindi speriamo di darvi ottime informazioni per un orientamento anche per il futuro davvero oculato. Siamo qui oggi con altri professionisti del settore, loro sono dei referenti essenziali che non potevamo in nessun modo farci mancare. Ci ha raggiunto il professor Giovanni Pontara, dirigente dell'ufficio scolastico di Verona. Con lui accompagnato abbiamo i presidenti uscente e entrante della consulta studentesca. Sentiremo che cosa significa farne parte, quali sono gli obiettivi e le progettualità. Ma noi entriamo nel vivo dei contenuti di Se a Casa, vediamo il nostro almanacco veronese cosa ci racconta per domani, mercoledì. Dicevamo questa riflessione, l'istituto tecnico sembra andare per la maggiore. Come mai secondo lei si è delineata questa tendenza? Negli ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza, le scelte degli studenti si sono meno orientate verso i licei e più orientate agli istituti tecnici e agli istituti professionali. Vedevamo prima la cucina. Le scelte ad esempio degli studenti per gli istituti professionali sono particolarmente importanti, sono moltissimi i nostri studenti che nelle sedi di Bardolino, di Chievo, di Legnago e poi anche negli istituti, nei centri di formazione professionale stanno facendo la loro esperienza per diventare cuochi, personale di sala, personale alberghiero. Credo che nella loro scelta ci sia anche una visione molto aperta sulle opportunità d'occupazione e quindi uno sguardo al mondo del lavoro. Quanta attitudine, quanta opportunità verso il mondo del lavoro, continueremo a parlarne subito dopo la pubblicità. Siamo davvero pronti per parlare con i nostri ospiti. Il professor Pontara l'avete già visto, anzi abbiamo già chiarito un punto in particolare su quello che è l'orientamento più gettonato soprattutto negli ultimi anni, che individua nell'istituto tecnico una scelta per i ragazzi. Ma se di ragazzi parliamo, ovviamente non potevamo farci mancare la consulta provinciale degli studenti. In studio oggi Luca Erbifori, presidente uscente al momento incaricato come tutor provinciale, che poi ci spiegherà magari Luca questo passaggio come avviene di cariche, e benvenuta e complimenti a Clara Adalberello, che lei è la nuova presidente, quindi la prima uscita televisiva se non sbaglio. Vedremo cosa ci racconta di questa sua nuova esperienza ai vertici, possiamo ben dire così. Professor Pontara, non potevamo farci mancare ovviamente la voce degli studenti stessi, è molto bello vedere l'istituzione che affianca la crescita. Ma guardi, noi abbiamo sempre conservato un rapporto stretto con i ragazzi della consulta, loro lo sanno, tra l'altro la mia porta per loro è aperta, vengono quando vogliono. Poi quest'anno abbiamo una soddisfazione particolare perché per la prima volta è una studentessa la presidente della consulta. Questa è una novità con particolare orgoglio. E quindi così la rappresentanza degli studenti ha una valenza particolarmente significativa, soprattutto per tutte le attività che interessano l'educazione alla cittadinanza attiva, alla conoscenza della Costituzione, alla promozione e alla valorizzazione di tutte le iniziative che hanno dentro le scuole questa connotazione attenta ad essere protagonisti, e noi vogliamo che loro siano protagonisti anche con le istituzioni, e spesso sono loro gli interlocutori diretti con i rappresentanti delle istituzioni della nostra città e della nostra provincia. Luca, riesce magari a spiegarci con passaggi semplici che cos'è la consulta e di che cosa si occupa principalmente? Perfetto, la consulta è un organo di rappresentanza studentesca istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione, conta
2 studenti per ogni istituto che vanno a formare un grande consiglio, diciamo, dove vengono proposti progetti e iniziative da portare avanti sul territorio della provincia di Verona, ma non solo, perché il presidente, in questo caso quest'anno Clara, l'anno scorso io, andavamo a formare il coordinamento regionale delle consulte venete, e anche dal Ministro dell'Istruzione possiamo portare direttamente i nostri progetti. I ragazzi, la prima riunione, si riuniscono e voteranno insieme la Giunta e il Presidente, che andrà a rappresentare poi tutti gli incontri istituzionali e di pubblicità per la consulta, cos'è veramente la consulta, e porta allora tutti i progetti più belli e le esperienze più significative al pubblico. Tanti progetti da concentrare in pochi mesi di carica istituzionale. Esatto. C'è stato qualche esempio significativo sul tuo mandato, possiamo chiamarlo così? Allora, tantissimi sono stati i progetti portati avanti, infatti sono più di 40. Significativo è il progetto musicale che abbiamo fatto con Gerbera Gialla in Gran Guardia, dove erano presenti quasi tutte le scuole della provincia di Verona, 700 ragazzi dunque delle delegazioni delle scuole. È venuto bellissimo, dove studenti potevano assistere in prima persona a chi la mafia la combatte tutti i giorni sul territorio, e questa è stata una delle iniziative più importanti, ma non possiamo dimenticare la collaborazione che abbiamo avuto con l'assessore Luciani e dunque la creazione della Verona Giovani Card, che è la carta degli studenti che ha delle agevolazioni in molti bar, ristoranti, cinema, parchi di divertimento della nostra provincia. Abbiamo partecipato al convegno sull'epatite C, dunque dare un'impronta ancora maggiore ai temi dell'istruzione. Così abbiamo chiesto insieme alla dottoressa Guadagnini anche la riapertura dei CIC, sono quei centri di consulenza e informazione presenti nelle scuole. Abbiamo fatto una valanga di progetti che sono stati pubblicati sul sito www.istruzioneverona.it e sono consultabili, 2 pagine, dunque tantissimi, ed è importante sottolineare, abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio e anche in più 10.000 euro, cosa che l'anno scorso avevamo un deficit, abbiamo raggiunto. Ecco, una consulta quindi come organo istituzionale che funziona, un esempio Esatto. in miniatura di quello che potrebbe essere fatto su grandi scale. Esattamente. Invece, come avete fatto a trasformare un deficit in un bilancio positivo? Per trasformare il deficit in un bilancio positivo, allora, innanzitutto il Ministero ci ha premiato per i tanti progetti che abbiamo fatto durante lo scorso anno scolastico, è senz'altro un premio da parte del Ministero, ma anche devo ammettere che per risparmiare soldi pubblici, che alla fine sono soldi ministeriali, dunque pubblici, ho rinunciato a tante riunioni che potevano essere a Venezia o a livello nazionale, ma i costi sono stati ridotti. Abbiamo per esempio usato i treni meno costosi, abbiamo fatto una serie di scelte che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. Quanto tempo tuo personale hai sacrificato o quantomeno felicemente messo a disposizione per questa tua carica? Quanto impegno porta? È un impegno abbastanza consistente, soprattutto ho fatto, durante il corso del mio mandato ero in quinta superiore, dunque in vista degli esami e insomma in via di studio ho dedicato molto tempo alla consulta, però è sempre una soddisfazione poi andare in mezzo agli studenti, ascoltare ciò che loro consigliano, cioè noi studenti protagonisti di questo mondo. E dunque è sempre bello, è una soddisfazione, non un impegno, un sacrificio svolto bene, insomma, con passione. È anche una grande opportunità di crescita personale. Esatto. C'è nello svolgere questo compito, questo mandato, o come Presidente ma anche nel Consiglio della consulta, l'occasione di approfondire molti temi, di essere protagonisti, di poter affrontare con responsabilità i problemi. È proprio una crescita culturale, umana, è una grande occasione.
Per te rappresenterà qualche aspirazione futura questa carica che hai ricoperto per un anno intero? Sarebbe mia intenzione anche adesso creare magari un'associazione di giovani per portare avanti iniziative, le idee dei giovani non solo all'interno della consulta ma anche unirle insieme al mondo universitario e al di fuori della provincia magari. Vediamo se si può fare una cosa di questo genere in collaborazione con dei miei amici che condividono la mia stessa idea. Quindi il mandato termina ma le intenzioni proseguono. Esatto, cioè, i giovani è il futuro, dunque bisogna vincere le sfide e portare avanti sempre nuovi progetti per tutta la collettività. E il futuro, anzi il presente, ora passa nelle mani di Clara Albarello, anche lei in quinta superiore all'Istituto Pasoli, fresca di nomina quando sono avvenute le elezioni. 9 novembre. Come è iniziato questo tuo iter verso i vertici della consulta? Beh, io già l'anno scorso facevo parte della consulta, quest'anno ho detto beh proviamoci. Sono felice di essere in carica quest'anno, ero a concorrenza con altri 4 ragazzi, però ce l'ho fatta. Che cosa della tua propaganda secondo te che ha convinto di più i tuoi elettori? Ma i miei progetti principalmente si concentrerebbero sulla lotta contro il bullismo, che secondo me è un argomento che tra i giovani è molto diffuso per quanto non possa sembrare. Bullismo, cyberbullismo è davvero purtroppo agli onori della cronaca quotidianamente episodi, è giusto dare anche la dimensione che merita essere trattato un tema così importante, ma lo faremo subito dopo la pubblicità per capire anche Clara come ha intenzione di vivere questa sua carica di presidente della consulta. Torneremo anche poi con il professor Pontara per sentire anche da parte sua quali strumenti possono essere messi a disposizione delle famiglie ma anche dei ragazzi per un orientamento scolastico corretto. C'è un'importante novità che arriverà direttamente nelle vostre case, ve lo spiegheremo dopo la fascia pubblicitaria. Da domani fino a fine gennaio sarà esattamente questa la fascia oraria interessata all'orientamento scolastico. Ogni giorno avremo in collegamento un istituto della provincia di Verona per raccontare l'offerta formativa. Vedremo cosa sceglieranno anche i ragazzi che ci seguono da casa. Oggi ne abbiamo approfittato per confrontarci con l'istituto scolastico territoriale ma anche con la consulta provinciale studentesca. Oggi lo vediamo, chi non ci ha seguito fino a questo momento, a essere presente in studio il professor Pontara, ma anche i presidenti uscente e entrante della consulta. Abbiamo dato il benvenuto e i complimenti anche alla nostra Clara che è stata da pochissimo eletta presidente. Abbiamo parlato insomma dell'importanza di questo organo istituzionale anche all'interno degli istituti scolastici per creare un'ottima sinergia anche con le realtà locali. Sono stati importanti e di grande soddisfazione gli obiettivi raggiunti, ma Clara, ti pesa un po' questo patrimonio così impositivo dello scorso anno? Come penserai di affrontare tutte queste responsabilità, perché le possiamo chiamare con la R maiuscola? Sì, allora io darò il massimo di me stessa, spero di rendere felici tutti quanti, ho un po' paura di deludere qualcuno, però darò il massimo, anche perché sono veramente felice di poter rappresentare tutti quanti gli studenti di Verona, mi fa molto piacere e onore. Te l'aspettavi questa vittoria? Oddio, è stata un po' così, molto combattuta, però sono felice di essere arrivata fin qui. Il confronto con il pubblico ti spaventa o imparerai anche tu ad affrontare platee di studenti, ma soprattutto tante richieste, perché immagino siate il punto di riferimento voi per gli studenti? Sì, esatto, solitamente vengono da noi, io spero che verranno più studenti possibili magari a contattarci nelle varie scuole, perché veramente sarei felice di accogliere più progetti possibili anche proprio dagli studenti, sentire loro opinioni e pareri. Luca, tu che hai appena lasciato lo scettro, diciamo, di presidente della consulta, che cos'è effettivamente che impegna più di altro? Quali sono gli aspetti che devono essere curati con molta attenzione? Gli aspetti che devono essere curati con molta attenzione sono principalmente il rapporto che si ha con le istituzioni, dunque collaborare sempre
in maniera costruttiva, mai criticare a vuoto, ma collaborare in modo costruttivo. Per collegarmi prima a Clara, dico sempre a loro, ci sono 10.000 euro che l'anno scorso non c'erano, usateli bene affinché possano essere portati avanti i progetti. L'anno scorso abbiamo portati avanti progetti a costo zero proprio per la mancanza di fondi, adesso che ci sono, usateli bene, ripeto. E senti, un Ecco. consiglio che ti senti di dare a Clara? A Clara è di ascoltare sempre tutti e collaborerò con loro per qualsiasi problema, io ci sarò, loro lo sanno, hanno il mio numero di cellulare, la mia mail, dunque un aiuto per loro c'è sempre. Un consiglio comunque è quello di dedicarsi sia in primis alla scuola e lasciare il giusto spazio alla consulta, né troppo tempo per uno né troppo tempo per l'altro, se c'è da scegliere meglio la scuola, però ovviamente anche la consulta è importante, prima la scuola però. Ecco, il vostro impegno e la vostra dedizione sono appurati, gli spazi che vengono dedicati alla consulta sono sufficienti o si potrebbe fare di più? Si potrebbe, allora sono senz'altro sufficienti, si potrebbe fare di più, la consulta a Verona è in molti tavoli tecnici, istituzionali, peccato che ogni tanto anche il giornale della nostra città non pubblichi qualche articolo che sarebbe invece interessante, come quello che poteva essere stato. Ho concluso il mandato, volevo che mi pubblicassero insomma i progetti più belli fatti, mi è stato detto più volte che non c'era spazio, dunque insomma uno spazio per i progetti positivi e non sempre per quelli soliti che vanno a manifestare in piazza, a rompere le vetrine che sono dedicati a loro ampi spazi. Sarebbe giusto che ampi spazi venissero dedicati anche a noi. Ecco, speriamo che questo spazio di Sei a Casa ti gratifichi, insomma, perché sappiamo il tuo porto è stato davvero importante, infatti è vi stata ringrazio. una candidatura che davvero ha portato ottimi risultati. Professor Pontara, cosa ne pensa di questi ragazzi? Ci sono quindi gli studenti che diciamo sanno pensare positivo senza dover rendersi invece protagonisti per cronache non sempre, diciamo, illuminate da aspetti che dovrebbero invece a volte essere trascurati. Insomma, gli studenti che vogliono fare il loro lavoro ci sono. Come ci sono? E sono tanti, e sono tanti. Ha ragione Luca quando dice talvolta magari sono gruppi di studenti che hanno una visibilità particolare per le gesta che riescono a mettere in evidenza, però dentro le nostre scuole sono tantissimi gli studenti che si impegnano, che svolgono il loro compito con assiduità, consapevolezza e che magari non trovano quella visibilità che andrebbe loro assicurata. La dimostrazione ce l'abbiamo con i ragazzi che nella consulta sono al servizio dei loro compagni. Ed è bello quello che ha detto prima Luca, ma anche Clara, cioè teniamo presente il nostro impegno nello studio, teniamo presente il nostro impegno nel servizio che facciamo all'interno della consulta. Cerchiamo di tenere un equilibrio, perché è facile perdere anche questi punti di riferimento. Finché ci sono ragazzi come loro possiamo essere sereni e avremo anche un domani sicuramente nella nostra comunità delle persone di riferimento formate, ben formate e alle quali possiamo assegnare con fiducia compiti rilevanti, credo anche nelle amministrazioni. Chissà se tra i ragazzi in ascolto si nasconde il prossimo presidente della consulta nei prossimi anni. Non deve essere per forza di quinta, mi diceva Luca, potrebbe essere scelto potenzialmente dalla prima. Certo. Quindi ci piacerebbe dare spazio a questa notizia proprio per una scelta oculata anche del percorso scolastico più adatto. Parlavamo di uno strumento importante, professor Pontara, di che cosa si tratta? Ma si tratta di uno strumento che serve per dare delle informazioni alle famiglie dei ragazzi che stanno frequentando la terza media e in questi giorni, nei prossimi mesi, dovranno fare la scelta
per il dopo media. Ecco, si tratta esattamente di le questo strade libretto. Per il futuro. Alcune famiglie già l'hanno ritirato in occasione del Salone dell'Orientamento oppure sabato scorso a Job. Nei prossimi giorni questo strumento verrà consegnato a tutti i ragazzi della terza media, quindi ogni famiglia che è il ragazzo che completa questo ciclo di studi troverà qui dentro informazioni importanti. Questo strumento è stato concepito dai miei uffici e dal COSP proprio per essere utilizzato in maniera semplice ma funzionale. Il ragazzo, insieme ai propri genitori, in famiglia, metterà a fuoco quelle che sono le sue attitudini, i suoi interessi, e potrà decidere, mi interessa che so, un ambito di tipo umanistico piuttosto che uno scientifico oppure informatico, agroambientale, quello che ritiene sentire la sua passione. E proprio attraverso questi ambiti lo strumento presenta tutti gli istituti della nostra provincia, gli istituti di istruzione superiore, ma anche i centri di formazione professionale, di modo che ci sia una conoscenza ampia, completa dell'offerta formativa. Voi poi nei prossimi giorni presenterete questi istituti e quindi le famiglie avranno anche occasione di entrare in profondità, cioè li potranno vedere. Molti degli istituti in questi giorni stanno tenendo anche i momenti della cosiddetta scuola aperta e quindi si può entrare e vedere com'è organizzata l'attività. Stiamo riservando un grande impegno come ufficio scolastico di Verona per assicurare una informazione ampia alle famiglie. È un momento fondamentale quello della scelta del dopo media, perché apre a un percorso che, se scelto con oculatezza, sarà un percorso di soddisfazione, ma anche un percorso che aprirà poi le finestre sul viaggio successivo nell'università oppure addirittura nel mondo del lavoro, pur nella consapevolezza che il momento che stiamo attraversando è un momento difficile nel quale molti dei nostri studenti, e loro lo sanno bene, quando vengono interrogati sulle prospettive manifestano delle importanti preoccupazioni, però hanno anche la capacità di guardare oltre e vedere col loro impegno quale può essere la strada da seguire per dare un contributo importante nella società. Se le chiedessi un consiglio, uno per i ragazzi e uno per le famiglie in ascolto, per quanto riguarda l'orientamento, cosa si sentirebbe di dire? Allora, non scegliere una scuola per fare un piacere a qualcuno, primo. Quindi cercare di capire da parte del ragazzo quali sono le proprie attitudini e gli interessi. Alle famiglie accompagnare il ragionamento dei loro ragazzi aiutandoli a guardare alla realtà più ampia, che è quella degli scenari che abbinano alle filiere di istruzione anche la corrispondenza di filiere che appartengono al mondo del lavoro, al mondo della produzione, alle occasioni professionali, di modo che la scelta sia sempre fatta anche tenendo presente qual è l'universo del mondo del lavoro. La ringraziamo infinitamente, professor Pontara, del suo intervento in studio. Lo sa che non potevamo in nessun modo farcelo mancare, grazie anche a tutti i ragazzi della consulta, loro presenti in studio, ma i tanti che si impegnano giorno dopo giorno per portare un ottimo contributo al futuro. Vediamo velocemente anche cosa ci consiglia la nostra agenda del giorno per domani, mercoledì 28 novembre. Domani sera, prima in scena per il quintetto comico degli Oblivion, con lo spettacolo Tutto da ridere, il sussidiario, la regia è di Joele Dix. La direzione Musei d'Arte e Monumenti promuove un ciclo di 4 incontri intorno alla figura dell'architetto Carlo Scarpa. Domani nella Sala Boggian di Castelvecchio, presentazione del volume Carlo Scarpa e l'origine delle cose. MEPAI di Villafranca organizza un corso di comunicazione emozionale per educare e persuadere, workshop serale con inizio alle 20:45. Noi stiamo davvero in chiusura di questa prima parte di Se a Casa, ci ritroviamo come di consueto con il nostro esperto risponde fra pochissimi minuti per parlare di cambio gestore gas, luce, funziona, non funziona, ne parleremo in diretta sempre con i vostri interventi da casa. Eccoci qua. Perfetto.